Amici, oggi vi faccio conoscere un po' le vie del comune di Villa Santina e della sua frazione Invillino. Mi trovo in sella alla mia mountain bike e visto che queste strade mi piacciono parecchio, ve le mostro. Stiamo percorrendo via Roma ed abbiamo appena fatto il nostro ingresso a Villa Santina. Giro a sinistra per via Piazza Italia. Alla mia sinistra c'è la chiesa. Giro a sinistra e faccio un giro per il parco giochi. Ora svolto a sinistra per via della Libertà. Arriverò in piazza Giuseppe Garibaldi, nella quale troneggia una vecchia locomotiva accantonata nel 1981 e parcheggiata di fronte all'ex stazione del treno. Fatto il giro della locomotiva, torno sui miei passi, se così si può dire, e giro prima in piazzetta Generale Antonio Cantore e poi per via Marco Renier. Al termine di questa via imbocco a sinistra per via 4 Novembre e poi giù in viale della Vittoria. A questo punto mi teletrasporto in alcune vie trasversali alla principale via Guglielmo Marconi. Dopo aver gironzolato un po' in quelle zone, mi ritrovo nei pressi del campo sportivo. A questo punto mi teletrasporto all'inizio di via Cesare Battisti. La percorrerò tutta sino al centro di Villa Santina, in piazza Italia, proprio dove avevo effettuato il mio ingresso a Villa. Ma proseguirò oltre. Ora voglio arrivare ad Invillino.
Quindi giro a destra in via Palpiccolo e proseguo in via Palgrande. Ora svolto a sinistra. Viale della Repubblica mi porterà dritto dritto ad Invillino, frazione di Villa Santina, conosciuta anche per la presenza dell'antica pieve. In uno dei miei precedenti tour in bici ci sono stato. Se ti va di conoscere la strada per arrivarci, dagli un'occhiata. Ti lascio il link in descrizione. Per il momento comunque continuo a pedalare. Ora mi trovo in Viale degli Eroi. Svolto a destra verso la strada provinciale 72 e poi subito a sinistra in via Nazario Sauro. A breve giungerò in piazza Savorgnan, di fronte alla chiesa di San Pantaleone. Il mio viaggio termina proprio lì. Grazie amici per aver fatto questo giro con me. Spero che Villa Santina ed Invillino vi siano piaciute. Se così è stato, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a lasciare un like ed un commento della vostra presenza. Inoltre, vi ricordo che mi trovate anche sugli altri social network. Villa Santina ed Invillino, Lucoral è stato qui. Un saluto con tanto sole da Lucoral.